Buonasera, benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme le principali notizie. Galvagno resta al suo posto, il presidente dell'ARS si difende in aula, mai anteposto interessi personali a quelli collettivi, toni pacati dall'opposizione tranne la Vardera. Cannariato, l'imprenditrice indagata con Galvagno, lascia il consiglio del Teatro Massimo. Lo scandalo dei ritardi nella refertazione degli esami istologici all'ASP di Trapani non si arresta, gli indagati salgono a 19, si attende l'incidente probatorio. Don Rugolo, la Corte d'Appello di Caltanissetta conferma la condanna per violenza sessuale, ma la riduce a 3 anni di carcere, esclusa la responsabilità civile della diocesi di Piazza Armerina. La Procura valuta il ricorso in Cassazione. Caldo rovente in Sicilia, una donna di Bagheria è morta a causa delle alte temperature. Caldo da bollino rosso a Palermo, stop alle attività nei settori a rischio nelle ore più calde, Coldiretti chiede misure urgenti per tutelare i lavoratori agricoli. Carceri siciliane al collasso tra sovraffollamento e sicurezza. Mattarella lancia l'allarme, i sindacati manifestano ad Agrigento. Assegno di inclusione, via alle nuove domande. In Sicilia 416.000 beneficiari, avrà una durata massima di 1 anno. Catania bomba ecologica in via Ungaretti, una discarica abusiva a cielo aperto blocca persino l'accesso a terreni e abitazioni. Calciomercato, Palermo vicinissimo al primo colpo di stagione, Augello pronto a vestire la maglia rosanero. In Serie C Castellini lascia il Catania e va in prestito al Mantova. Bentrovati. Gaetano Galvagno dunque resta al suo posto di presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Lo ha comunicato all'ARS nel corso di una seduta straordinaria convocata proprio sull'indagine per corruzione che ha toccato il presidente del Parlamento siciliano e alcuni suoi collaboratori. Sentiamo il punto da Manlio Viola. Mai ho messo il mio ruolo a disposizione di interessi personali, anteponendo sempre l'interesse collettivo. Il presidente dell'ARS, Gaetano Galvagno, si difende davanti al Parlamento siciliano, lo fa con convinzione, pur lasciando trasparire un tono affannato, emozionato, provato. Ma le parole che pronuncia l'esponente di Fratelli d'Italia sono di profondo rispetto nei confronti delle istituzioni, tutte le istituzioni. Non ci sono dimissioni all'orizzonte, anche perché ad oggi non c'è alcuna imputazione. Andrò serenamente avanti e senza esitazioni nella difesa tecnica della mia posizione. Se non ho sentito l'esigenza di parlare prima davanti al Parlamento è per rispetto alla magistratura che sta ancora indagando e non volevo prendere la scena per difendermi pubblicamente utilizzando il Parlamento come platea, dice ancora Galvagno. Ma il Presidente non si limita a comunicare ufficialmente quel che è già noto e per spegnere una tensione crescente ha persino deciso di anticipare la sua presenza. Ho sentito più l'esigenza di non sottrarmi all'Aula rispetto a qualsiasi altro genere di appuntamento. Sono molto soddisfatto e contento che i deputati, non solo di maggioranza, ma anche di opposizione, abbiano gradito questa mia apertura nel fare un vero e proprio dibattito. Perché la mia poteva essere semplicemente una comunicazione. Ma se in aula i capigruppo della maggioranza fanno quadrato e anche Cateno De Luca lo invita ad andare avanti, se i toni dell'opposizione sono pacati, c'è chi sopra le righe urla e attacca. C'è una questione morale che i siciliani ci chiedono nel rispetto del ruolo che espletiamo. In questo momento credo che siamo arrivati al capolinea di questa legislatura. Con grande coraggio forse dovremmo andare tutti a casa. E ad aula chiusa anche il presidente della Commissione regionale antimafia, Antonello Cracolisci, parla di un contesto di degrado verso il quale dobbiamo alzare il livello di responsabilità e rigore. Intanto, mentre in aula si avvia a conclusione il dibattito, Marcella Cannariato, uno degli imprenditori indagata con Galvagno, si dimette dal consiglio di indirizzo del Teatro Massimo di Palermo con dimissioni subito accolte dal sindaco Roberto Lagalla, mentre il presidente della regione Renato Schifani indica subito in sostituzione l'ex magistrato Anna Maria Palma. Lo scandalo dell'ASP di Trapani adesso sale a 19 il numero di medici, tecnici e infermieri coinvolti nell'inchiesta sui ritardi nella refertazione degli esami istologici. Le imputazioni salgono a 17. La Procura conferma nuove iscrizioni nel registro degli indagati dopo l'informativa dei NAS. Laura Spanò.
Sale a 19 il numero dei sanitari finiti nell'inchiesta per lo scandalo sui gravissimi ritardi nella refertazione degli esami istologici all'ASP di Trapani. Sono tutti medici, infermieri e personale tecnico ospedaliero. Sono 17 invece le imputazioni. Si attende ora l'incidente probatorio. La conferma dell'esistenza di un'indagine della Procura di Trapani oggi trova ulteriore riscontro nella determinazione di un nuovo atto giudiziario che sancisce l'aumento del numero degli indagati e delle ipotesi di reato e quindi anche la circoscritta richiesta di attività da svolgere dinanzi al GIP attraverso perizia e acquisizione di testimonianze già nella fase preliminare alla chiusura dell'indagine. A 8 giorni dalla prima richiesta di incidente probatorio, i magistrati titolari dell'indagine, i PM Sara Morri e Antonella Trainito, hanno sottoscritto una nuova analoga richiesta di incidente probatorio. Questo perché dopo la consegna di ulteriore informativa da parte dei carabinieri dei NAS di Palermo nel registro degli indagati sono state fatte nuove iscrizioni dopo le iniziali 8 e anche aumentato il numero delle ipotesi di reato, non più 13 ma 17. Gli indagati sono i medici Domenico Messina, Laura Miceli, Giancarlo Pompei, Giovanni Spanò, Maria Paola Ternullo, Noemi La Francesca, Luisa Arvigo, Roberto Davidi, i tecnici di laboratorio Paolo Di Nino, Ignazio Mauceri, Antonella Mistretta, Katia Di Bernardo, Aurelia Ievolella, Giorgia Alongi, Maria Cristina Schifano, l'assistente tecnico Giampiero Accardo, gli infermieri Calogero Bellacomo, Marilena Errante Parrino, Rosaria Incandela. Confermata la condanna per violenza sessuale su minori a carico del sacerdote Giuseppe Rugolo, la Corte d'Appello riduce la pena ma ribadisce la colpevolezza. Decisiva la testimonianza del giovane archeologo Antonio Messina. Sentiamo Gerri Italia. Visto l'articolo 605 CPP, parziale riforma della sentenza emessa al Tribunale di Enna in composizione collegiale in data 5/3/24 appellata da Rugolo Giuseppe, ritenuta l'attenuante della minore gravità per tutte le condotte contestate ai capi 1 e 2 della Repubblica, per cui è intervenuta condanna, che determina la pena infinita all'imputato in anni 3 di reclusione. Una Camera di Consiglio lunga 3 ore, poi la sentenza, 3 anni di carcere per Giuseppe Rugolo, sacerdote della diocesi di Piazza Armerina, accusato di violenza sessuale su minori. Lo ha deciso la prima sezione penale della Corte d'Appello, confermando in sostanza la sentenza di primo grado, ma riducendo a 3 anni la pena da 4 anni e 6 mesi, grazie al riconoscimento della tenuità del fatto per 2 delle vittime. Vestito con una camicia azzurra e un abito blu, Rugolo ha atteso il verdetto in aula, occhi chiusi e mani giunte, come in preghiera. Di fronte a lui ancora una volta Antonio Messina, l'archeologo che ha fatto partire l'inchiesta con la sua denuncia. Accanto a lui le associazioni Rete l'Abuso e contro tutte le violenze che si sono costituite parte civile. La Corte, presieduta da Roberta Serio, ha escluso ogni responsabilità civile della diocesi di Piazza Armerina, mentre i legali del sacerdote hanno attaccato duramente la sentenza di primo grado, parlando di un processo mediatico. Ho sempre voluto solo giustizia, dice Messina, e oggi la condanna è stata confermata. Gli abusi sono stati riconosciuti, ma serve più tutela. Uno degli avvocati del prete condannato è anche nella Commissione per la tutela dei minori a Ferrara. È una contraddizione enorme. Soddisfazione da parte della difesa di Messina. Ancora una volta, dice l'avvocata Eleanna Parasiliti, è stata riconosciuta la piena credibilità di Antonio. Il sostituto procuratore Gaetano Bono invece non esclude un ricorso in Cassazione. Aspettiamo le motivazioni, dice, ma ci sono aspetti che vanno ancora chiariti. 7 persone, tra cui 2 minorenni, sono state arrestate dai carabinieri a Priolo, nel Siracusano, nell'ambito di una indagine legata a traffico di armi. Dalle poche notizie trapelate, l'operazione sarebbe collegata ad un incendio scoppiato domenica notte a un furgone utilizzato per la vendita dei panini in piazza Di Mauro. Andiamo adesso al caldo, la Sicilia nella morsa del caldo, preallerta della Protezione Civile per il rischio incendi in Sicilia a causa delle alte temperature, bollino rosso a Palermo per le ondate di calore, dove è morta una donna cardiopatica proprio a causa del forte caldo. Stop alle attività in alcuni settori produttivi durante le ore più calde, il punto di Orazio Longo. Una Sicilia interamente gialla, quella che si presenta nella cartina della Protezione Civile regionale, preallerta per rischio incendi e bollino rosso a Palermo per le ondate di calore, dove non c'è stato nulla da fare per una donna cardiopatica di 53 anni di Bagheria che era stata colta da malore per il troppo caldo.
Temperature alte, venti deboli e precipitazioni pressoché assenti nelle previsioni meteo dei prossimi giorni. Dal 26 giugno è in vigore lo stop alle attività in alcuni settori produttivi durante le ore più calde delle giornate, dalle 12.30 alle 16, e nelle aree riconosciute ad alto rischio per le elevate temperature. L'ordinanza firmata dal Presidente della Regione resterà in vigore fino al 31 agosto e riguarda le aziende agricole, florovivaistiche, edili, affini e le cave. La Coldiretti chiede misure anticaldo per 500.000 di lavoratori impegnati nelle campagne, sottolineando che tra luglio e settembre arriva a maturazione la maggioranza della frutta e della verdura, oltre ai cereali, ed è quindi importante adottare strategie ad hoc come quella di mettere a disposizione dei lavoratori acqua a sufficienza e i dispositivi di protezione, i cappellini e gli indumenti adatti, per esempio, fino a posticipare il lavoro di raccolta nelle ore notturne. Carceri siciliane al collasso, sovraffollamento, carenza di agenti e boom di telefonini usati dai boss. L'allarme parte da Agrigento e arriva al Quirinale, dove anche il presidente Mattarella ha denunciato una situazione ormai esplosiva. Vediamo. Sovraffollamento record e sicurezza al collasso nelle carceri siciliane. Oltre 7.000 detenuti nei 23 istituti dell'isola, con picchi critici a Palermo, Catania, Siracusa e Gela. Il personale è insufficiente, appena 3.700 agenti costretti a fronteggiare rivolte, evasioni e centinaia di aggressioni. In un anno più 600% di telefonini ritrovati, spesso usati dai boss per comandare dall'interno. Allarme anche sui sequestri di droga. A lanciare l'allerta il segretario del sindacato Polizia Penitenziaria Aldo Di Giacomo ad Agrigento. Detenuti che si picchiano tra di loro, suicidi, ma soprattutto, ahimè, i detenuti che picchiano i poliziotti penitenziari. Rispetto al dato di 4 anni fa è aumentato del 700% questo dato, è un dato veramente spaventoso, sembra di stare in guerra. I problemi sono stati evidenziati anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante un incontro al Quirinale con una delegazione della Polizia Penitenziaria. Occorre che gli istituti di pena siano dotati di nuove e più adeguate professionalità. In caso contrario, anche il vostro compito sarà inevitabilmente appesantito e gravato da un improprio sovraccarico di funzioni che dovrebbero essere affidate ad altri. I luoghi di detenzione non devono trasformarsi in palestra per nuovi reati, in palestra di addestramento al crimine, né in luoghi di senza speranza, ma devono essere effettivamente rivolti a recupero di chi ha sbagliato. Un sogno dentro al cortile. L'entusiasmo dei ragazzi contagia San Cristoforo, l'oratorio Le Salette, cuore pulsante e carisma salesiano che si tramanda di generazione in generazione. Tonino De Mano. Il risveglio di San Cristoforo è tutto in queste immagini e nei sorrisi dei tanti bambini che hanno percorso festanti le strade dello storico quartiere catanese. Un sogno dentro al cortile è l'iniziativa dell'oratorio Le Salette, cuore pulsante e carisma salesiano che si tramanda di generazione in generazione. Io da mamma sono felice di portare mio figlio all'oratorio salesiano perché la Salette è classe e famiglia. È contagioso l'entusiasmo di genitori ed animatori per il Grest, appuntamento fisso dell'estate. È stata un'emozione bellissima. Camminare, gridare, cantare, inneggiare a questo nostro quartiere che stiamo svegliando. Un'attività organizzata dai nostri animatori, Sveglia Quartiere. San Cristoforo è viva! E io spero che questo, non solo quest'anno ma tutti gli altri anni, questo carisma salesiano possa sempre far parte di questo quartiere. Voglia di stare insieme all'aria aperta a colorare un quartiere che vuole risollevarsi grazie all'entusiasmo dei suoi figli. Viva la Mosca, Venezuela! A segno di inclusione da oggi via alle nuove domande. In Sicilia 416.000 beneficiari, picchi di oltre 41.000 e 30.000 nuclei di famiglie contate a Palermo e Catania. Pronti, via si riparte. I beneficiari che a giugno hanno ricevuto l'ultimo assegno di inclusione dopo i previsti 18 mesi di pagamento, da oggi potranno presentare una nuova domanda per il rinnovo del beneficio, che stavolta avrà una durata massima di 1 anno, come disposto dalla legge istitutiva della misura, e da questa mattina CAF e patronati presi d'assalto per la nuova richiesta. La domanda la può presentare chi ha un reddito basso, ovvero inferiore a 6.500 euro, moltiplicata per la corrispettiva scala di equivalenza, chi comunque all'interno del nucleo familiare deve avere necessariamente o un minorenne
o un disabile o un ultrasessantenne o comunque una persona che ha un disagio psicofisico. In Sicilia la platea che ha finora beneficiato dell'assegno è pari a 156.000 nuclei con circa 416.000 persone coinvolte e picchi di oltre 41.000 e 30.000 nuclei familiari a Palermo e Catania. Sono in tantissimi, vuol dire quindi che qui c'è mancanza, nella nostra terra c'è mancanza di lavoro, la gente sta male economicamente e quindi ha bisogno dei sussidi per poter andare avanti. Quello che noi chiediamo, soprattutto al governo, è come questa gente debba andare avanti, per esempio per il mese di luglio, perché la domanda viene rinnovata oggi ma andrà in porto dal 15 agosto in poi, quindi per il mese di agosto. Il mese di luglio invece sarà il mese di stop. Macchina della giustizia a rischio. Oggi sit-in davanti ai tribunali dei lavoratori precari della giustizia assunti con i fondi del PNRR. L'ultima legge di bilancio escluderebbe dalla stabilizzazione quasi la metà del personale. Sentiamo Emanuela Corsi. Basta con i soldi alle armi, basta con i soldi all'industria militare. L'Italia deve tornare a uno Stato sociale e la giustizia è Stato sociale e servizio essenziale. 12.000 precari della giustizia assunti in Italia con i fondi del PNRR rischiano il posto di lavoro. L'ultima legge di bilancio prevede la stabilizzazione di circa 6.000 persone, escludendo la metà del personale. Per contestare queste decisioni del governo, CGIL, UIL e OSB hanno organizzato 2 giorni di sit-in davanti ai tribunali di tutto il paese. Assemblee sindacali anche in Sicilia, dove i precari sono 1587. Su Catania i posti a rischio allo stato attuale sono più di 300. E questo che cosa può comportare se non vengono stabilizzati? Può comportare non solo praticamente che si blocca la macchina burocratica, può comportare anche ovviamente dei problemi non solo ai tempi d'attesa per quanto riguarda la giustizia, pertanto i processi, andando in contraddizione con quello che noi auspichiamo, che la macchina della giustizia deve essere una macchina veloce, snella e operativa. Le figure professionali coinvolte sono diverse: avvocati, tirocinanti, segretari, assistenti, assunti negli uffici per il processo sulla base di 3 concorsi. Sono tutti vincitori di concorso, quindi non c'è il problema se vengono mantenuti, il problema è stanziare dei fondi ora per stabilizzarli per tutto quello che hanno fatto in questi anni e sono indispensabili. Catania è il nodo irrisolto dei rifiuti, allarmante la situazione in via Ungaretti e a Fondo Romeo, come ci racconta Tonino De Mana. Ormai le segnalazioni non si contano più ed interi quartieri di Catania affogano tra rifiuti, sempre più variegati e pericolosi. Spazzatura che viene accatastata e poi bruciata, rendendo l'aria irrespirabile e creando seri problemi di ordine pubblico. Siamo in via Ungaretti, una traversa di via Palermo, divenuta il simbolo dell'abbandono, con tonnellate di rifiuti accatastati ai margini della strada. A volte è persino impossibile raggiungere alcuni terreni privati, dove trovano rifugio anche una decina di cani che alcuni giorni fa sono stati circondati dalle fiamme. Per Agata, chi li accudisce, sono stati momenti di terrore. I cani sono in pericolo perché già gliel'ho dato a fuoco la settimana scorsa, io non potevo nemmeno entrare e non potevo di conseguenza nemmeno uscire perché c'erano le fiamme alte. Sono in pericolo io, i miei cani, il vecchietto qua di fronte e le persone là sotto. E disperata Agata non sa più a chi rivolgersi. Noi siamo nel panico, non dormiamo, ogni 5 minuti ci affacciamo per vedere se c'è il fumo, se c'è il fuoco. Hanno dato già a fuoco e continueranno a dare a fuoco da qua a quando finirà l'estate. Io chiedo umilmente, risolvete questo problema. Stesso scenario e stessi pericoli a Fondo Romeo. Da queste parti neanche le telecamere sono riuscite a bloccare lo scempio. Erano state installate e presentate in pompa magna con l'intento di risolvere il problema dell'abbandono selvaggio dei rifiuti. A giudicare dalle immagini, l'obiettivo è miseramente fallito. Ad Aci Castello il primo lido per disabili, grazie a una pedana meccanizzata, la prima in Sicilia, saranno liberi di fare il bagno in piena autonomia. Desiree Ferlito. Uno spazio di inclusione perché tutti si possano riappropriare della bellezza del mare. È il progetto promosso dalla società Terrammare che vuole far nascere ad Aci Castello il primo stabilimento balneare in Sicilia proprio per tutti. A differenza di altre strutture e sistemi già messi a punto, questa volta con una differenza sostanziale.
La differenza fondamentale rispetto ad altri sistemi per l'accesso al mare per i disabili sta fondamentalmente nel fatto che questa è una passerella meccanizzata. La persona con disabilità possono attraverso un telecomando, quindi in piena autonomia, essere trascinati, essere condotti fino a una profondità di 90 cm. Da quel momento in poi si possono muovere liberamente nelle acque. Decido di entrare in qualunque momento, faccio quello che voglio fare in acqua, nuoto eccetera, e decido io quando uscire senza interloquire con gli operatori. Come io che voglio entrare in acqua ho difficoltà, e questa difficoltà svanisce con questo bel progetto che è l'unico in Sicilia. Un'innovazione che abbatte barriere, non solo architettoniche ma anche culturali, restituendo piena dignità e indipendenza nella fruizione del mare, e vede il borgo marinaro di Aci Castello diventare volano di inclusione. Sono rimasto entusiasta del fatto che questo solarium, questo lido, ha per la prima volta questa nuova concezione di poter portare i disabili fin dentro l'acqua fino a 90 cm. Mi sembra un fatto veramente straordinario. Un importante tassello nella riqualificazione del tratto costiero antistante l'antico porticciolo, a 2 passi dal Castello Normanno, riferimento storico per la balneazione di intere generazioni. Questo meraviglioso specchio d'acqua potrà essere finalmente di tutti, proprio tutti. Ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco con lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport e il calciomercato, perché il Palermo si rifà il look sulle fasce. In arrivo Augello ed Elia, il DS Carlosti pronto ad ufficializzare i primi nomi in entrata. Marco Gullà. Tutto fatto, manca solo l'ufficialità per il primo colpo in entrata del Palermo. Nel primo giorno di calciomercato il club rosanero starebbe per perfezionare il colpo Tommaso Augello per la sua corsia mancina. Il terzino, svincolatosi dal Cagliari, potrà aggregarsi liberamente al Palermo. L'accordo dovrebbe essere di natura biennale, più un eventuale terzo anno. Il direttore sportivo Osti starebbe attendendo soltanto il consueto via libera da Manchester per ufficializzare a breve l'operazione. Sulla destra, invece, il Palermo è pronto a riportare il rosanero Salvatore Elia. C'è però il Venezia, che è interessato al calciatore di proprietà dello Spezia, che però gradirebbe a sua volta la soluzione Palermo. Alla fine Osti dovrebbe comunque riuscire a perfezionare l'ingaggio di Elia. Per il centrocampo, oltre a Palumbo dal Modena, il Palermo è in fase avanzata per Antonio Vergara, 22 anni, talento proveniente dal settore giovanile del Napoli, protagonista nella Reggiana con 5 gol segnati, incluso uno contro il rosanero. In uscita Di Mariano verso Bari, Insigne verso Pescara. Fra 12 giorni inizierà il ritiro dei siciliani in Valle d'Aosta e l'obiettivo di Carlo Osti è di consegnare già diversi rinforzi al tecnico Pippo Inzaghi. Una breve pausa, torniamo tra poco. Ed oggi scatta la nuova stagione, interrotti tutti i prestiti al 30 giugno, adesso per il Catania si apre la fase dello sfoltimento della rosa, ma non solo, a Trapani invece sesto acquisto, domani a Siracusa parlerà il presidente. Sentiamo Francesco Triolo. Sono 14 giocatori che da oggi tornano formalmente nella rosa del Catania. Scaduti ieri infatti i prestiti degli atleti che il club rossazzurro aveva girato ad altre formazioni, che adesso dovranno trovare una sistemazione alternativa. È fatta per Castellini al Mantova, andrà in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Quindi bisognerà discutere ora delle posizioni degli altri, da Cicerelli ad Andrea, da Chiarella Bocic, Marsura, Costantino, Peralta Alteio, giusto per fare qualche nome. Da decifrare invece la vicenda che riguarda Cianci. La Ternana ha effettivamente riscaldato il calciatore, ma la situazione economica della società umbra è complicata. Il Catania, se non dovesse adempiere al pagamento della cifra stabilita, potrà solo rivalersi sul recupero del denaro. Discorso aperto invece per Roberto Inglese. Il suo contratto è scaduto ieri e la società adesso sta discutendo per il suo rinnovo.
Si lavora anche in vista del ritiro di Norcia, con la programmazione delle amichevoli che dovrebbero essere 4 o 5. Sesto acquisto invece per il Trapani, si tratta di Enrico Celeghin, 26 anni, ex Como Triestino e Giuliano, per il presidente Antonini, che lo ha annunciato sui social, un investimento importante e ragazzo di spessore e talento. A Siracusa si attende invece la prima conferenza stampa stagionale del presidente Alessandro Ricci, che domani farà il punto sul nuovo direttore sportivo, con Antonello Laneri sempre in pole, e sulla programmazione del prossimo campionato. Per questa sera è tutto, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata, arrivederci.